Nostalgia? Io dico che qualcuno di voi ha avuto nostalgia. Eh sì, sono tornato dopo un po' di mesi di pausa, ma più carico che mai, con una ricetta golosa, molto particolare, legata ad una tradizione culinaria, quella appunto dei frutti di martorana, detti anche frutti di marzapane o di pasta di mandorla. Ovviamente iscrivetevi al canale perché insomma sono passati un po' di mesi, però è giusto sempre ricordarlo. Non mi resta altro che inoltrarvi a questa fantastica ricetta che è poi molto simile a quella vista qualche mese fa che abbiamo fatto insieme e che era appunto legata ad una festività pasquale, quindi quella della pecorella di marzapane e quindi buon video. Ciao! Siamo pronti per questa ricetta, come avete visto martorana, quindi oggi torniamo di nuovo in Sicilia e quindi siamo pronti con gli ingredienti. La piccola novità di questa ricetta è che vi farò utilizzare uno sciroppo di zucchero, acqua e zucchero, quindi non utilizzeremo né il miele né lo sciroppo di glucosio. Tra l'altro il miele l'abbiamo utilizzato per la ricetta delle pecorelle, l'ultimo video che è stato girato. Quindi iniziamo subito. Farina di mandorle la conoscete già, un ingrediente abbastanza reperibile. L'accortezza è di metterla sempre in congelatore almeno una mezz'oretta. Poi l'altro ingrediente è lo zucchero velo e poi l'aroma di mandorla amara in fialette che si possono reperire facilmente al supermercato. Quindi prima di iniziare vi do due dritte sullo sciroppo di zucchero, come l'ho realizzato. Ho preso 100 g di zucchero, li ho messi in un pentolino, ho messo all'interno 65 g di acqua, ho portato a bollore, fate bollire per 3 minuti circa, poi travasate e mettete o in freezer o in frigorifero. L'importante è che sia quantomeno a temperatura ambiente. È molto semplice, quindi 3 minuti deve bollire e dopo di ciò iniziamo con impastare. Quindi, come già anticipato, ho messo la farina di mandorle, tutti ovviamente gli ingredienti e i pesi adesso appariranno in sovraimpressione. In sequenza andiamo a inserire le goccine di aroma di mandorla. Io consiglio meno di mezza fiala, quindi sono circa 6 gocce circa. Ok, anche di più, facciamo circa 8 gocce. Successivamente andiamo a inserire lo zucchero velo. Anche qui il peso è riportato all'interno della lavagnetta. Farina di mandorle, zucchero velo, le goccine le ho messe prima, quelle con l'aroma. Adesso partiamo con l'inserimento dello sciroppo di zucchero. Impastiamo. Ok, quindi a questo punto andate a toccare la vostra pasta di mandorle, la faccio vedere, vedete che è di questa consistenza, si sbriciola un po', dipende sempre dalle mandorle che andate ad utilizzare. Il tocco finale sta nell'acqua, per renderla ovviamente più, come posso dire, più morbida, perché adesso dovremo andare a fare delle formine, cioè bisognerà pezzarla. Quindi io qua ho messo 10 grammi di acqua, vediamo, ci regoliamo, ne metto una metà, qua dovete andare a occhio. Dopo averne messo 5 grammi, la toccate di nuovo, noto che si forma già, io la metterei tutta a questo punto. Armatevi di buona volontà e iniziate a impastarla con le mani e compattatela, ok? Ecco il panetto, ne ho fatti 4, li appoggiamo e qua ci sono tutti gli stampi che adesso sceglieremo per proprio fare i fruttini di martorana appunto. Questi stampi, che ovviamente sono fondamentali, sono in gesso e potete trovarli da Dolce Far Dolci, che è un negozio che ha anche lo shop online, un negozio di Palermo che appunto è molto fornito e ha tutto ciò che vi serve, vi occorrerà per la realizzazione di
dei fruttini di Martorana e non solo, quindi date un'occhiata al sito, è ricco di prodotti e strumenti proprio professionali. Va bene? Siamo pronti per realizzare il primo fruttino di oggi. La banana, che è uno degli stampi forse più difficili perché ha questa curvatura, e quindi adesso vi faccio vedere come procedere. Vi tenete sempre a portata di mano sia una ciotolina con dell'acqua, sia lo zucchero a velo, che adesso vi faccio vedere, lo mettiamo qua. Intanto già vi mostro il risultato finale, ok? E poi andate a spolverare, vabbè, poi insomma vi faccio vedere tutti i passaggi. Quindi il primo passaggio è andare a vedere quanta pasta di mandorla sta nello stampo. Ovviamente tutti gli stampi non sono gli stessi e quindi io inizierei, già lo so, questi sono circa 65 grammi. Ok, quindi la bilancia la togliamo via. Vi bagnate le mani con un po' d'acqua, quindi scegliete di mettere i guanti sia per una questione igienica che per una questione legata alla temperatura, perché le mandorle contengono olio essenziale e quindi poi l'impasto inizia a sudare. Quindi bagnate. Perché sto bagnando? Per dare un po' più di elasticità alla pasta, diventa un po' più morbida, perché dobbiamo fare appunto la curvatura. Ecco, ve la faccio rivedere. Se no può capitare che poi sul dorso della banana ci siano delle crepe. Quindi quando sentite, diciamo, la consistenza abbastanza morbida, iniziate a dargli una forma allungata. Potete anche sfruttare il tavolo, io sfrutto il tavolo, quindi fate questa formina. Potete anche usare un po' di zucchero a velo, allungate un altro po'. Ok, fatto questo, adesso vedete, dobbiamo fare questo punto e questo punto, di più ci serve fare questo, quindi andare a fare così, stringete un po', ok, vedete che la curvatura, si formano ancora delle crepe, ok, un po' d'acqua, questo è quello che serve, l'ho fatto apposta, fatto vedere. Fino a quando non si vedono più le crepe è bene mettere un po' d'acqua. Direi che siamo pronti. Ok. Perfetto, siamo pronti. Quindi questa è la parte che a noi serve. Andiamo a mettere lo zucchero a velo all'interno dello stampo, sul dorso della pasta di mandorle. Ok, andate a pressare, non troppo, e qui questo peduncolo lo allungate, ok, cercate di farlo arrivare fino alla punta. Ok, qua formate, cercate di pressare qui. A un certo punto potete capovolgere lo stampo, lo prendete nelle mani e avete, voilà, la vostra banana già formata da spolverare.
abbiamo terminato. Tra quelli fatti con gli stampi ci sono 2 intrusi, una mela e una pera fatti a mano, quindi cimentatevi anche a fare delle forme diverse da quelle che avete. Adesso cosa si fa? Una volta fatti appunto i fruttini devono riposare una mezza giornata o anche un giorno intero, quindi se li fate la mattina potete anche farli pomeriggio inoltrato, oppure se li fate il pomeriggio anche lì domani mattina, cioè, insomma non è tassativo, le 24 ore non sono tassative. Ci vediamo quindi per il decoro finale. Bene, ci siamo, quindi trascorso un giorno, non dovete fare altro che diluire i coloranti in polvere in poco alcol. Ovviamente io per alcuni colori ho abbondato un po' di più perché mi serve una maggiore diluizione. E nel particolare cosa ho usato? Del verde, dell'arancione, del giallo, del cacao diluito con dell'alcol, sempre ovviamente, e del rosso. Ovviamente le varie gradazioni e sfumature le vedrete man mano. Quindi cominciamo con il primo frutto, da banana. Iniziamo con il giallo. Il consiglio che vi do è di fare proprio tutta la superficie e poi di andare a definire i dettagli, cioè la punta un po' marroncina, come sapete, è la parte, diciamo, come possiamo dire, il gambo, che la facciamo un po' verde, un po' marroncina, ok? Quindi il giallo è qua. Iniziamo col dorso. Ovviamente le pennellate non abbiate timori, cioè non c'è un verso, non stiamo dipingendo un quadro, ecco, quindi andiamo anche abbastanza velocemente su tutta la superficie. Ok, vado su questa parte qua interna, finisco tutta e poi andiamo sul dorso e poi facciamo anche le caratterizzazioni che possono essere magari delle puntine marroncine, anche verdi sulla parte, dipende poi che tipo di frutto vogliamo, cioè nel senso che se vogliamo realizzare una banana matura, una cerva per esempio, quindi un po' verde. Passiamo al secondo frutto, il mandarino, quindi ci serve l'arancione, sempre diluito con alcol. Iniziamo. Ecco qua. Questo viene una gradazione molto carina di colore. E poi la parte centrale la andiamo a fare sfumata verdino e marroncino.
Continuiamo col pomodoro, in questo caso metterò tutto rosso e poi vedremo di creare le sfumature, come ho fatto prima per il mandarino. Continuiamo con la pannocchia, anche qui facciamo un monostrato giallo e poi andiamo a sfumare con gli altri colori, che in questo caso sono l'arancione e il verde. Concludiamo con la fragola, quindi rosso. Qua sfumature potrebbero essere fatte verdi su questa parte ovviamente. Quindi siamo arrivati al momento conclusivo, un momento in cui si possono per esempio abbellire i nostri fruttini con dei gambetti, ovviamente artificiali, vedete, oppure delle foglioline, sempre realizzate in modo diciamo, artigianale. Potete trovare per esempio sia gli stampi che questi gambetti e foglioline da Dolce Far Dolci, un negozio che ha, come ho detto prima, lo shop online, trovate tutto nell'info box. Poi, prima di concludere, volevo dirvi che, per esempio, questa non è stata laccata. Cosa vuol dire? Cioè, questi fruttini possono essere anche lucidati, come per esempio questo, con la gomma lacca, sempre un altro prodotto che trovate nello shop online, oppure lasciarlo grezzo, come per esempio la pera, la mela e la banana, che sono un po' più, diciamo, l'effetto satinato. Passiamo al dunque. Ecco, qui abbiamo il mandarino, quindi si apre così, il ferro filato è sotto. Si mette così per esempio e si crea questo effetto molto carino. Lo stesso possiamo fare con la fragola. Ecco qua, vedete? E lo stesso col pomodoro. Ecco qui. E poi andiamo alla pera e alla mela. Questa è la mela. E questa è la pera. Ok. E poi anche l'arancia, così concludiamo in bellezza. Ecco qui.
Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, io vi do appuntamento al prossimo video e adesso la prova al saggio perché comunque devo farla.